Buonasera da Rosolina Mare, la serata del 10 luglio ha visto oltre 200 podisti partecipare alla Camminà per la Pineta sotto le stelle. La gara, breve e veloce, è stata vinta da Brahim Taleb, che ha superato il suo compagno di squadra Andrei Neagu e Luca Favaro. Tra le donne, Sandra Tiozza ha conquistato il primo posto, seguita da Roberta Ghilardini e Deborah Stuppa. Il sindaco Michele Grossato ha riconosciuto anche al concorrente più anziano Giambattista Trentene di 84 anni e al più giovane Giovanni Pistolin di 5 anni. Stasera c'è una tradizione dell'estate rosolinese, la Camminata per la Pineta. Credo siamo alla 33esima edizione e anche questa sera, nonostante la temperatura che è da folli correre, infatti io mi sono riguardato di farlo, però abbiamo più di 200 atleti che hanno fatto il percorso di 4 km e mezzo sulla strada sud, sbucando poi sul passaggio Altamare per tagliare il traguardo qui in centro congressi. Perciò una tradizione che si rinnova, che si ripete e che ha anche sempre tanto successo. Sindaco, vedo che c'è una medaglia nel suo petto. Ma me l'hanno data così. Ah, non ha corso anche lei, no? Ad honorem. Ad honorem. La stagione ha cominciato adesso e ha cominciato proprio questa sera che c'è un caldo torrido, però i 200 atleti che hanno fatto la camminata per la Pineta vedo che sono tutti contenti, sudati ma contenti. Si stanno rinfrescando con dell'acqua offerta dagli sponsor e della ottima anguria fresca e di stagione. È una tradizione che va avanti da tempo, ringraziamo tutti i volontari del Proloco perché sono sempre disponibili in queste occasioni a dare una mano, volontariato puro al 100% e tutti chi ha dato una mano, l'amministrazione comunale, Rosolina Soccorso, la protezione civile e la polizia locale. Grande Proloco. Grandissima. 1, 2, 3, sto resistendo alla Sansana, aia!